Che ne penso? I testimoni? Testimoni di Genova? Ma i testimoni di Genova, questo movimento che mette al centro del loro programma la rete e il cittadino, c'ha un loro... sono testimoni di Genova. A volte, io ti giuro, io mi sono visto le cose. Quando parlava Beppe Grillo a sto tour elettorale, un minimo, un attimo, una cosa, gli potevi pure sta appresso, sai che c'era la parlantina, quando partivano questi sembrava come quando sta a Natale da parte di Ricassino che la poesia su Gesù Bambino, una cosa veramente, delle cose da tagliarsi le vene, da cazzari dal bar, ma cazzari antichi, ci mancava che dicevano qua una volta era tutta campagna, se stava meglio o se stava peggio, la profezia Maia c'era il suo coso. Ma però lasciamoli perdere, c'è chi si tappa il naso per andare a votare e per loro tocca tapparsi le orecchie, sono gusti diversi. Ma se non lasciamo il DDL Sallusti. Il DDL Sallusti è una legge ignobile, questo è l'argomento, che vorrebbero far passare oggi, domani, dopodomani, se ci hanno tempo, se ci vanno i parlamentari. È una legge ignobile sull'informazione. Come si può spiegare? Come si può spiegare? Tutto vietato, tutto proibito. Proibiti i libri, i blog, le cose, le multe, una cosa proprio che va proprio a fare una tabula rasa dell'informazione. Ma io, che sapevo adesso, io la vorrei. Io vorrei una bella legge così, che veda tutto, che fa una censura totale, almeno siamo costretti a usare il cervello, a andarsene a cercare le informazioni, a non accontentarsi più di questi giornalisti da turire, il coso, il Corriere, le cose. Hai capito? È giusto o sbagliato? Quello là. Che tanto... Quanto me la vuoi fare? E il giornalismo la fanno i cosi, l'informazione e i lettori. Se tu c'hai una capoccia dietro quella cosa là, c'è poco da fregare. Hai capito? Tanto la capoccia non la fermi, non ci puoi fermare, puoi fare tutto vietato, ma noi ci avremo sempre una stella a illuminarci in queste notti.